Questa proposta di legge è superficiale e pericolosa. Di fatto con l'azienda Zero nasce Veneto Sanità, un soggetto alla pari delle varie Veneto Lavoro o Veneto Sviluppo, una struttura indipendente che va a sopprimere il Dipartimento Sociosanitario e che scavalca ogni competenza che spetta al Consiglio regionale. Viene mandato all'aria il modello Veneto di integrazione sociosanitaria e a breve periodo il risultato sarà lo scorporo degli ospedali del territorio. Questa è la posizione del Partito Democratico sulla proposta di riforma della sanità veneta della Giunta Zaia. Al di là dell'aspetto amministrativo, e cioè quello di mettere insieme gli appalti, le forniture, la farmaceutica, eccetera, sui quali siamo d'accordissimo, però l'azienda Zero va oltre, cioè si occuperà anche di programmazione, andando a usurpare quelle che sono le competenze del Consiglio e andando a demolire quell'aspetto di forte integrazione tra le aziende ULSS e i territori, quindi i servizi dei comuni che hanno fatto la storia e anche la qualità dei servizi del Veneto. La preoccupazione è soprattutto per quello che i democratici considerano il punto più dolente e pericoloso della proposta, la soppressione del direttore del sociale. Verrà a cadere la seconda S che ha caratterizzato il nostro modello di ULSS, sostengono dal PD. Ciò significa che nessuno accompagnerà più i sindaci nella stesura degli obiettivi dei piani su disabilità, minori, infanzia, adolescenza e dipendenze. Questa è la cosa più grave perché quelli che sono i servizi legati ai comuni non vedono dentro a questo progetto di legge nessuna prospettiva, nessuna programmazione. E questo chiaramente avrà una forte ripercussione negativa sulla garanzia per i cittadini.